Buonasera, benvenuti e benvenute. Avete sfidato il freddo di questa strana giornata dicembrina qua a Pordenone. Il festival va molto veloce, abbiamo una sala piena sopra in Sala Grande, un panel sulla didattica a livello europeo del documentario a scuola e continuiamo questo appuntamento con la nostra retrospettiva dedicata ovviamente alla guerra civile spagnola. Ieri abbiamo aperto con molto più pubblico, oggi si sono divisi probabilmente fra gli eventi, sono scappati proprio per il meteo. Abbiamo inaugurato anche questo omaggio a Gerda Taro e Robert Capa fra Spazio Zero e la Mediateca. Come sapete, ve l'ho già introdotto ieri, la retrospettiva è curata da Federico Rossin, che ci ha consegnato anche un catalogo di 50 film che ci raccontano, in occasione di questo anniversario, la storia della guerra civile spagnola tramite i film. Oggi però abbiamo con lui un ospite speciale, un amico di lunga data, ha frequentato i nostri luoghi per varie ragioni, tutte cinematografiche, ovviamente legato a molto della storia del cinema spagnolo, un esperto welsiano, ha insegnato a lungo all'Università di Barcellona, è stato direttore della Filmoteca de Catalunya. Ci ha fatto un enorme regalo perché all'interno del volume di quest'anno, che è anche più ricco del solito, c'è un suo saggio prezioso perché in pochissime pagine ci dice un sacco di informazioni a noi italiani non solo non note sui film che hanno raccontato la guerra civile spagnola. E con noi oggi, insieme a Federico Rossin e Steve Riambau. Grazie di essere con noi e a voi lascio il microfono per introdurre la proiezione. Grazie, buonasera. Scusate il mio italiano, imparato al cinema quando era molto giovane all'Istituto Italiano di Barcellona, ma credo che è meglio la comunicazione diretta che la traduzione. Allora, grazie a Federico Rossin e al Festival per l'invito per questa rassegna sulla guerra civile, che veramente è un soggetto appassionante e come diceva il film di Alain René, la guerra è finì, io dico la guerra n'est pas encore finie. Io credo che molte delle cose che viviamo oggi sono ancora delle conseguenze di quella guerra, di quella ferita non propriamente chiusa e in mezzo di questo grande diviso fra il rosso e il blu, il bianco e il nero, ci sono molto grigi che non sono abbastanza studiati, reivindicati e spiegati. Allora, grazie per la selezione di questa rassegna perché sono dei film che io chiamerò eterodossi. Sono film che escono di questo manicheismo entre il bianco e il nero. E ne parleremo ancora domani con la vieja memoria, ma oggi è un film molto speciale, mi dispiace che non sia più pubblico, ma siete veramente fortunati perché è un film molto difficile da vedere, è un film molto importante. È un film molto importante perché è l'unico film diretto da Jorge Semprún, e Jorge Semprún era un grande scrittore e filosofo del secolo XX e anche un magnifico sceneggiatore che ha lavorato con Costa Gavras, ha lavorato con Joseph Losey, con Pierre-René Defer, con Yves Boisset, eccetera, e con Alain René, e ha diretto soltanto un film che è questo film, Le Deux Mémoires. E è un film fatto nel 73 in un periodo particolarmente difficile per Semprún, perché Semprún era esiliato spagnolo, figlio di una famiglia di repubblicani, poi è diventato militante comunista, resistente, ha stato nel campo di Buchenwald e dopo la liberazione ha cominciato a lavorare come clandestino in Spagna. Allora era il delegato del Partito Comunista clandestino, comunista spagnolo clandestino nell'esilio, chi veniva clandestinamente in Spagna per organizzare i movimenti studentili, intellettuali e operai. Questo
anni 60. Nel 1965 è stato espulso dal Partito Comunista per la direzione, per una opinione totalmente diversa di una strategia che anni dopo lo stesso Partito Comunista ha ripreso la via Semprún. Ma lui è stato espulso insieme a Fernando Claudín. E allora ha fatto la sceneggiatura di La guerra finì, che è quasi una autobiografia, dove spiega la vita di un militante che viene in Spagna per fare le missioni, eccetera, eccetera. C'è una premonizione che per me è molto divertente, è una premonizione. C'è un momento che croccia la frontiera con un passaporto falso e il gendarme dice lasciami guardare perché non si sa mai, qualche volta questi clandestini alla fine diventano ministri. E come sapete sempre uno è diventato ministro di cultura con Felipe González. Dunque nel 66 fa questa sceneggiatura, poi fa delle sceneggiature non meno politiche e eterodosse come Z e L'Aveu con Costa Gavras, 67-68. Nel 77, dopo la morte di Franco, scrive la sua autobiografia di Federico Sánchez, che è il suo nome nella clandestinità, e in mezzo di questo periodo, nell'anno 73, dunque espulso dal Partito Comunista e ancora sotto la dittatura di Franco, fa questo film Le Deux Mémoires. È un film sulla storia di Spagna e sugli ultimi anni della storia di Spagna. Dunque lo fa qualcuno che ha questa storia e lo fa da questa difficilissima posizione che è essere anticomunista e antifranchista allo stesso tempo. E allora questa è la prospettiva molto autobiografica che vedrei nel film. Il progetto iniziale era molto più ambizioso, cominciava all'inizio della Repubblica, anni 30, e finisceva nell'anno 70 con il processo contro i militanti di Burgos condannati a morte e finalmente lo ha ridotto a delle misure più convenzionali. Allora, io non spiegherò l'interno del film, lo vedrete e credo che è più interessante che io sia breve adesso e poi abbiamo tempo per parlare, perché è molto a parlare, ma sì che dire perché siete tanto fortunati, perché questo film era un film, nell'anno 73 non poteva uscire in Spagna per la censura, nell'anno 76-77 era un film già vecchio, è un film sottilmente antifrancese o sottilmente contro i miti dei francesi sulla guerra di Spagna, parentesi è la mala coscienza dei francesi, e allora il film non ha avuto nessun successo né in Spagna né in Francia. Allora tutte le copie hanno sparito e restava un Betacam nella Cinémathèque Française. Un mese prima della morte di Semprún, io ho parlato con lui al telefono e mi ha fatto una lettera con l'autorizzazione per cercare i materiali nei laboratori di Parigi. E insieme a Costa Gavras abbiamo fatto questa ricerca, i materiali erano a Parigi, erano in un laboratorio che aveva fatto fallita, e è stato molto difficile avere tutte le previsioni per ottenere il negativo. Finalmente abbiamo ottenuto il negativo e la Cinémathèque francese ha stampato una copia per Parigi, una copia per la Filmoteca di Catalogna a Barcellona e una copia per la Filmoteca Spagnola a Madrid. Dunque sono le tre copie che esistono, il negativo è preservato ma il film non ha circolato, dunque è una rarissima opportunità di vedere questo film eccezionale. E non so se tu vuoi dire... Solo una cosa, le due memorie non sono, e questa è la grandezza di questo film, perché ovviamente possiamo pensare alle due memorie sono
i franchisti da una parte e i repubblicani dall'altra. Non è solo così. La cosa che a me interessa anche di questo film è che ci sono più generazioni che sono convocate nel film. Non ci sono solo gli esiliati, quelli che hanno fatto la guerra, quelli che l'hanno subita, ma ci sono anche i figli che raccontano dal loro punto di vista, quindi quello che oggi si chiama post-memory. C'è già in questo film. Semprún aveva già capito che la memoria sarà anche una memoria del futuro della guerra di Spagna. E vedrete che nella seconda parte del film viene fuori questa cosa, ed è una cosa che quindi riguarda anche voi, noi, queste generazioni. Non sono quelle dei militanti che hanno vissuto una storia e la pagina si chiude. La pagina resta aperta. Buona proiezione.